Per i veneti è da secoli un tassello fondamentale dell'identità culturale e gastronomica locale, una cultura che non è solo sinonimo di polenta, piatto tipico regionale, ma che alimenta anche le filiere più significative dell'economia agricola italiana, a cominciare dall'allevamento. Stiamo parlando del mais, che negli ultimi anni è stato al centro di un acceso dibattito sul consumo delle risorse idriche. Secondo i detrattori sarebbe infatti la coltura in assoluto più idroesigente. La questione è stata analizzata di recente anche all'Expo di Milano, dove ANBI Veneto, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica della regione, ha promosso un incontro dedicato all'uso delle risorse idriche in agricoltura. Non è vero che nella cultura idrovora, molto bene, quindi fa bene parlarne, è importante parlarne, vuol dire che c'è molta ignoranza, fra parentesi, nel capire questa cosa, bisogna che ne parliamo di più, quindi ben venga questo lavoro che facciamo assieme fra ANBI Veneto, associazioni di categoria, ANBI nazionale, Ministero, e anche chi di questa parte ci lavora, quindi i consorzi agrari, il mondo delle produzioni, per far capire che non è così vero quello che si dice in giro, cioè che il mais è una cultura idroesigente. Il mais in Veneto in particolare è una cultura estremamente importante, una cultura che è nata grazie alle grandi quantità di acqua presenti nella pianura padana, un mais però che non è solo visto da solo, ma un mais che è legato a diverse filiere. Tutte le filiere della regione Veneto, ma anche di molta parte della pianura padana, sono legate a questa cultura. Allora noi dobbiamo difendere, raccontando in Europa cosa si può fare, come stiamo facendo per continuare a coltivare la cultura del mais, perché noi non vogliamo assolutamente perdere la tradizione, anzi vogliamo poterla continuare a sviluppare, perché tradizione vuol dire anche occupazione, vuol dire sviluppo del territorio. Posto che oggi in Veneto il 30% della superficie agricola utilizzata è coltivato a mais da granella, per gli imprenditori agricoli è fondamentale capire come sprecare meno acqua possibile durante le procedure di irrigamento dei campi. Da qualche tempo uno strumento concreto c'è ed è fornito proprio dai consorzi di bonifica. Si tratta di Reframe, un software che segnala le esigenze irrigue del terreno. Questo software non è altro che un collegamento tra un satellite e il territorio che in base alla piovosità, all'umidità del terreno ti dà un consiglio irriguo. Questo consiglio irriguo ti consente di risparmiare acqua da una parte, ma consente soprattutto agli agricoltori di risparmiare costi nella produzione, perché è importante, noi facciamo impresa. Gli agricoltori, io sono agricoltore, prima sono presidente di un consorzio di bonifica, gli agricoltori fanno impresa, quindi è importante dare il giusto consiglio irriguo per da una parte risparmiare l'acqua e dall'altra parte risparmiare costi che poi diventa reddito. Basta fare squadra, diciamo, tra produttori e consorzi di bonifica perché mettano a disposizione sempre più la risorsa acqua con tecnologia e con impianti di alto livello, per cui con basso utilizzo di acqua. Durante il dibattito è stata commentata positivamente anche la scelta definitiva del nostro paese di non permettere la coltivazione sul suolo italiano di mais OGM. Riusciremo a produrre un prodotto di alta qualità differenziandolo dal resto del mondo europeo per la distintività nostra e per le eccellenze che abbiamo comunque nel territorio. Noi non vogliamo standardizzare il nostro prodotto, per cui ben venga il divieto della coltivazione dell'OGM. Questa è una scelta importante per il nostro paese, ma è una scelta importante che dovrà fare l'Europa. In ogni caso sarebbe altrettanto importante indicare immediatamente l'origine obbligatoria in etichetta di tutti i prodotti trasformati e anche di primari, ma perché questo servirebbe per garantire sicurezza al consumatore e riuscire a far scegliere al consumatore il giusto valore che deve dare un prodotto che comunque per cultura, per impegno, per legalità è coltivato e trasformato in modo diverso che altri prodotti.